Il Cagliari coglie il successo che mancava contro una grande squadra, lo fa ancora una volta contro l'Atalanta, diventando ufficialmente la bestia nera di Gasperini che ormai ci vede con il fumo negli occhi, ha paura proprio di noi ogni volta che arriviamo dalle parti di Bergamo. Cragno, il capitano, la guardia della nostra porta è diventato capitano e con autorevolezza ha protetto e guidato la squadra verso la vittoria. È eroico in un paio di interventi. Gol Daniga, la colonna, uno dei pilastri del sistema difensivo, non fa niente di strabiliante ma non perde mai le distanze facilitando il raddoppio di marcatura all'ingresso in area. Lovato, divieto d'accesso, dalle sue parti non si passa, solo con la forza si riesce a metterlo in difficoltà, una certezza. Obert, il lucchetto, chiude a chiave l'ingresso dalle sue parti e raramente l'Atalanta riesce a scassinarlo. Bellanova, il treno, veloce e puntuale come un Intercity, pendola nel suo binario, trova la coincidenza perfetta con Gaston Pereiro in occasione del raddoppio. Marin, l'arco, da lui parte la freccia per il gol del 2-0, è bravo a tenere lontano gli avversari, fa il pressing e accorcia la squadra dando sostanza alla prima linea. Grassi, il passista, pedala sempre più veloce, macina chilometri da buon gregario, si mette a disposizione della squadra e il risultato è evidente. De Iola, il trattore, ara il terreno, semina e cerca di raccogliere palloni, lavoro umile ma necessario e se serve scende nel mezzo e zappa come può, pur di lavorare per l'insieme. Kurfalidis, il monopattino, guizza tra gli avversari sfuggendo al traffico di centrocampo, per 2 volte ha l'occasione di finire in gloria, ma la strada dimostra di conoscerla, anche senza patente. Lico Iannis, l'allarme, suona per tutta la partita e non capisci se è in casa tua o in casa degli altri, perché porta pericoli dappertutto, sospinto dalla voglia di esserci sempre, a difendere o a contrattaccare. D'Albert, dressage, il suo percorso è sempre ad ostacoli, talvolta salta le sbarre, altre volte rischia di travolgere tutto. Ancora non è stato trovato il cavallo giusto perché possa esprimere il suo talento. Baselli, il Brindisi, se l'esordio è questo, cin cin. Gaston Pereiro, l'arcangelo, vive tra le nuvole ma talvolta scende sulla terra e combatte i mali che affliggono il Cagliari come un severo giustiziere, uno dei pochi giocatori che incide in una stagione giocando solo poche partite, ma non è che bisogna tenerlo lì pronto a salire su una saetta, oggi 2 gol e una procurata espulsione, sempre sia lodato. Mazzarri, tra le sue braccia, una rivoluzione caratteriale che merita levata di cappello. Ora non manda più nessuno a quel paese, ma li aspetta a braccia aperte per rincuorarli, come ha fatto con D'Albert. Ci sono situazioni in cui l'intelligenza emotiva è più forte di qualsiasi tattica, anche se mostra di preparare con minuziosità anche le tattiche difensive.